Grazie Presidente. In questi giorni si sono susseguite una serie di discussioni su enormi questioni. Quella dell'indipendenza della Catalogna è trascinata dietro di sé una serie di istanze sulla libertà di Sardi e sulle prospettive di indipendenza. È stata presentata un'ipotesi di costituzione della Repubblica Sarda, in modo meritorio, ampio. Si discute per l'introduzione nella Costituzione del concetto di insularità. Si procede per un referendum. Qualcuno ipotizza un referendum attraverso la modifica della Costituzione italiana per l'ottenimento dell'indipendenza della Sardegna. Si tratta di idee lontanissime dalla realtà, perché come sappiamo bene la Costituzione italiana è del tutto chiusa all'ipotesi di una scissione del territorio statale. E le regole, quella della indissolubilità dello Stato, descritta all'articolo 5, non prevede nessuna possibilità di modifica. Nel frattempo, come un individuo che sta seduto su una seggiolina e guarda le stelle cadenti ed esprime dei desideri, nel frattempo sta seduto ad aspettare che si avverino. Nel frattempo noi abbiamo uno statuto della Sardegna dove potremo davvero intervenire e intervenire subito, dove non c'è scritto non che esiste una questione di insularità, ma non c'è scritto che la Sardegna è un'isola, dove non c'è scritto che esistono dei problemi di territorio, dove non c'è scritto che abbiamo una questione di problemi con i collegamenti col continente e di necessità di definire una continuità territoriale che non ci soddisfa, dove non c'è scritto che abbiamo un problema con l'inquinamento dei territori, dove non c'è scritto che abbiamo bisogno di un'autonomia culturale più ampia, dove non c'è scritto che abbiamo una lingua nostra. Allora, è molto bello ed è suggestivo andare in cielo alle stelle ed esprimere dei desideri, ma perché non iniziamo a pensare a ciò che davvero possiamo e dovremmo fare? La Sardegna è l'unica regione a statuto speciale che ancora non ha messo mano al suo statuto, è l'unica. Il Trentino Alto Adige l'ha scritto 2 volte. Abbiamo uno statuto che è stato scritto in un periodo in cui si viaggiava con il carro a buoi. Perché non portiamo all'attenzione di questo Consiglio ciò che davvero può fare in concreto per rimettere sui binari giusti i rapporti tra noi e lo Stato, avviare le procedure per riscrivere entro questa legislatura lo Statuto autonomo della Sardegna, che è il vero strumento attraverso il quale noi possiamo rimettere nella giusta posizione e ridefinire i giusti rapporti tra noi e lo Stato italiano. Perché non facciamo questo? Si può passare al referendum o all'indipendenza della Sardegna o all'insularità nella Costituzione italiana, se non la nostra.